Stiamo raccogliendo le firme per un reddito minimo garantito individuale. È una proposta di legge popolare di semplici cittadini, 13 promotori che hanno bisogno dell'unione di tutti voi per ottenere una legge che aiuta tutte le persone in difficoltà economica. Il reddito minimo garantito è per tutta quella fascia di cittadini italiani, sono ormai quasi 7 milioni quest'anno 2026 in Italia, che hanno necessità di un minimo di base, un reddito di base che noi abbiamo fissato in 800 euro mensili continuativi, che devono durare sempre, quindi non come attualmente per 18 mesi, 12 mesi con interruzioni e tutta una serie di cose sbagliate che portano poi le persone in difficoltà, forse peggio di come erano prima. Non riguarda solo le persone disoccupate o inoccupate o i lavoratori precari, è una misura che deve coinvolgere anche il ceto medio, perché con l'avvicinarsi dell'intelligenza artificiale, dell'automazione, questi posti di lavoro vengono meno. Si inizia già dalle industrie di logistica, dove vediamo che i muletti non sono più manovrati da uomini, ma sono automatici e quindi non hanno più bisogno dell'assistenza umana. Noi non intendiamo il reddito minimo come il punto di arrivo, ma come un punto di ripartenza dove vengono fatte veramente delle riforme e ci sia soprattutto una revisione di questi corsi di formazione e un aiuto concreto alla ricerca di un posto di lavoro che possa aiutare sul serio queste persone a reintrodursi, perché io penso che queste persone, come vengono e sono state definite poltroniste, non hanno nessuna voglia di rimanere sedute a non fare niente, ma vogliono essere partecipi dell'attività di una società.